Formalmente chiedo di approvare la relazione, poi favorevoli, facciamo i contrari, astenuti. Unanimità dei presenti. L'Assemblea regionale del Partito Democratico riunitasi a Padova si chiude affidando al dimissionario segretario regionale Roger De Menec il compito di traghettare il Partito Veneto verso il congresso straordinario. Abbiamo stabilito una data limite a febbraio del 2016, ovviamente considerando che in mezzo ci sono queste nuove regole, quindi dovremo discutere anche sul taglio organizzativo del Partito Democratico. Da qui a febbraio però il cammino è ancora lungo, di mezzo c'è l'elaborazione delle nuove regole elettorali da parte della Commissione di Garanzia e a metà novembre l'Assemblea regionale dovrà esaminare ed inviare le sue osservazioni, il tutto entro Natale. Superata questa fase sarà istituita la Commissione regionale di Garanzia che definirà la data precisa del congresso straordinario. Regole congressuali e timori di un congresso delle tessere che vanno di pari passo e contro le quali si battono diverse anime del partito. Se la restaurazione porterà al partito delle tessere, io sono nettamente contrario, lo dico. Lo scelga la società civile allora lo scelga la società civile. Attendiamo le regole nazionali, ma siccome siamo un PD del Veneto autonomo, io direi che forse, lo dice anche il nostro statuto fondativo, forse qualche libertà nella regola ce la possiamo prendere. Allora, se questo è un PD che si è prosciugato di consenso, forse non abbiamo bisogno di regole che chiudono, come quelle che fanno a livello nazionale congresso sugli iscritti, abbiamo forse bisogno di regole che aprono. Aspettando il congresso non mancano i mal di pancia, molte le critiche arrivate dalla base verso un partito veneto distante dal territorio e incapace di capirne le istanze. Bisogna partire da un'analisi seria dei motivi che ci hanno portato alla sconfitta elettorale alle regionali e anche in alcuni comuni, in modo particolare Venezia, per ripartire e riconnetterci con la società. Anime critiche che oltre a riprendersi il territorio vogliono un partito autonomo da quello nazionale di Renzi. Chiedo un partito autonomo, non mi interessa nulla di diventare proconsole del governo Renzi, per far questo ci sono già i parlamentari. Noi dobbiamo elaborare una linea politica attraverso la quale andiamo a chiedere al governo di interpretarla. Non vuol dire che va per la tangente rispetto al PD nazionale, ma che costruisce le politiche del PD nazionale, contribuisce a farlo con autorevolezza e forza.